walk on the white side. Take a walk on the white side. Take a walk on the white side. Sonia Elisa Pasini, autrice del libro Sulle note di un violino, dedicato alla figura di Bismarck Mantovani, violinista polesano di straordinario talento. Facciamo un po' di sinossi di questo personaggio e soprattutto anche della serata. Sonia Elisa Pasini, originaria di Contarina, si considera un fiore del Polesine poiché entrambi i genitori vi sono nati, come suo marito Dino Gotti e i figli Luca ed Emilia. Giusto? Emita. Attualmente vive sul lago di Garda e con il romanzo Sulle note di un violino restituisce al Polesine la figura di Bismarck Mantovani, un valente artista di fine Ottocento. Sempre ambientato in Polesine, ha scritto anche il racconto familiare Tre onde in mare, dedicato ai figli e ai nipoti con lo scopo di non lasciare appassire i ricordi di cui andare orgogliosi nel mondo. E la ringrazio come polesano. Chi era Bismarck Mantovani? Nato da famiglia contadina possidenti alle dipendenze dei Sullam, noi che siamo di queste zone li conosciamo, celebre appunto casata veneziana, terzo di 8 fratelli, Mantovani trascorse l'infanzia nella periferia rurale di Taglio di Po. Nel 1886 iniziò gli studi al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, ottenendo nel 1894 il diploma di maestro con premio di primo grado per il violino, riconoscimento riservato agli allievi di eccellenza. Dopo 3 anni di perfezionamento al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, nel 1898 fu chiamato da Arturo Toscanini come primo violino alla riapertura del Teatro alla Scala. Un traguardo eccezionale per un giovane polesano di fine Ottocento. Fino a qua tutto a posto? Sì, tutto a posto, tutto vero. Finisco l'ultima parte. Anche il figlio, Annunzio Paolo Mantovani, divenne un musicista di fama internazionale, con una stella nella Hollywood Walk of Fame e le impronte nel Chinese Theatre, che è una cosa che io personalmente non lo sapevo, però avere un polesano a Los Angeles con le sue impronte mi fa veramente piacere. E mi fa piacere che lei l'abbia scoperto, perché se non leggevo il suo libro non lo sapevo. Ecco, ti faccio una precisazione a questo proposito, perché in verità questa cosa non l'ho scoperta io, ma l'ha scoperta una signora mia amica che si diletta di genealogismo, e lei ha scoperto questa chicca che abbiamo poi condiviso e messo nel libro, ma è merito suo il ritrovamento della stella sulla Walk of Fame. E adesso vado alle 5 domande. Come è venuta appunto a conoscenza di questo illustre concittadino Bismarck Mantovani? Che noi tagliolesi neanche lo conoscevamo. Sì, infatti. Allora, esordisco intanto dicendo che il fatto che Taglio di Po, città della musica, possa adottare e dotarsi di una personalità di questo calibro, io non ho nessun merito ovviamente, se non quello di averlo ritrovato. E non cercavo neanche lui, io cercavo mio nonno, che era un fratello di Bismarck, però evidentemente trovando uno ho trovato anche l'altro. E sono rimasta affascinata dal percorso di questo bambino, perché quando ha avuto tra le mani il violino che il maestro Ferro gli ha posto, scegliendolo fra tanti altri strumenti, lui l'ha riconosciuto immediatamente, e da lì è partita la sua passione che l'ha portato poi dove sappiamo. E qual era secondo lei il carattere più importante che ha formato e che ha lei individuato su Bismarck? Ecco, ritengo proprio, ripeto, che sia stata la passione, cioè riconoscere dentro di sé qualche cosa della quale non puoi fare a meno, come ci sono persone che hanno il desiderio spasmodico del cibo o di altre cose, e lui aveva assolutamente la passione per la musica, perché nella musica trovava il suo appagamento personale, al punto che l'impegno, la tenacia, l'esercizio, i sacrifici che comunque ha dovuto affrontare passavano in secondo piano, quasi quasi diventavano un corollario trascurabile rispetto al divertimento che a pagare e conseguire questa passione gli produceva.
La storia di questo artista è una storia un po' da sogno americano o da sogno italiano. Secondo lei è ancora sarebbe ancora possibile al giorno d'oggi una carriera così, come diceva qualcuno, underdog, partendo veramente dalla periferia dell'impero e arrivare alle cose che ha fatto e dove è arrivato appunto con Toscanini e non solo? Sì, io ritengo assolutamente che sia possibile e anzi probabilmente oggi che il mondo che ci ritroviamo a vivere è così cambiato, ma offre talmente tante opportunità, tante occasioni che Bismarck certamente alla sua epoca non aveva e di cui non poteva disporre. Perciò la risposta è sì. E gli ingredienti quali sono? Sono la perseveranza, il talento? Avrei dovuto dire quello per primo, il talento, la perseveranza e anche un pizzico di fortuna, perché non dimentichiamoci che Bismarck, dentro i sacrifici che ha compiuto per raggiungere i suoi traguardi, comunque l'ha avuta la fortuna, ha avuto la fortuna di poter studiare a Venezia, in un ambiente qualitativamente molto elevato come il Conservatorio Benedetto Marcello, ma anche di abitare, quindi condividere la quotidianità con uno dei suoi insegnanti, il professor Guarnieri, musicista di nome e di fama, e di abitare con lui, quindi vedere nella familiarità di tutti i giorni. Ha abitato quasi 10 anni in un ambiente così diverso da quello da cui lui proveniva, quindi ci vuole anche la fortuna. Le faccio una domanda, io ultimamente faccio un giro in tutta la provincia, per esempio a Gavello è nato Zagato, che è uno dei più grandi stilisti di auto. C'è una specie di pudore contadino che noi polesani abbiamo, che non vogliamo far vedere le nostre caratteristiche e le varie eccellenze che siamo riusciti a partorire, o meglio questa terra è riuscita a partorire, perché molto spesso non si conoscono, come non conoscevo Bismarck, non conoscevo Zagato, non conoscevo tanti altri personaggi illustri di questa terra. Sì, io credo che si possa proprio chiamare così, una specie di pudore innato, non so se possiamo definirlo contadino, ma anche sì, perché da lì deriva tutto, no? Dalla terra, da questa terra che si è evoluta in questi 400 anni. Il pudore contadino dei polesani, secondo me, proprio deriva da una tradizione di modestia. Loro sanno chi sono. Ed è un pregio o un difetto? Può essere l'uno e l'altro. Io personalmente penso che sia più un pregio che un difetto, perché Zagato è arrivato dove ha voluto e Bismarck anche. Vi faccio l'ultima domanda, poi lasciamo lo spazio agli artisti. Annunzio Paolo Mantovani, che è il figlio, ha raggiunto una fama straordinaria a livello internazionale. Lei ci crede al DNA? Sì. Nel senso che l'impronta sì. si tramanda? Sì. Quindi sì. Ci credo assolutamente. Le mele non cascano tanto lontano dall'albero. Bravissimo, lo dice anche il proverbio popolare, perciò certamente Annunzio Mantovani è nato con il suo talento, con le sue capacità in un ambiente favorevole, che era quello della sua famiglia. Lui stesso ha dichiarato spesso, più volte, in ogni occasione possibile, che ha avuto il migliore dei maestri, anche se era poi tutto sommato anche il più severo con lui, ed era suo padre, logicamente, e pertanto come faceva a non riuscire? Ha avuto anche la fortuna di crescere professionalmente in un'epoca che suo padre non ha potuto sfruttare, l'avvento di tutta la tecnologia di cui Annunzio ha potuto usufruire, suo padre non l'ha avuta. Allora ringrazio Sonia Elisa Pasini. Grazie. Adesso noi ci alziamo. Sì. Facciamo l'applauso all'autrice di questo straordinario libro, Sulle note di un violino. E che dire?
La ringrazio e il prossimo libro ci faccia sapere se scopre qualche altro talento, specialmente del nostro paese. Grazie a voi tutti, grazie al dottor Maggi, e sono onorata, commossa e sopraffatta veramente dal lavoro che adesso vedremo su questo palcoscenico, che ha coinvolto così tante persone e anche ha prodotto la presenza di tutti voi qua in sala. Grazie mille. Grazie a voi.